qui stiamo continuando a scendere da Gurropu. Qui c'è un rifugio, abbiamo già prenotato un posto per la notte. Io qui a questa villetta qua. Ah, ok, io vado qua allora. Comunque niente, qui c'è una sorta di stradello, quindi prendiamo questo qui. Guardate, comunque molto bello, molto faticoso, perché comunque ci sono state delle cadute di rocce dovute alla pioggia e quindi gli stradelli sono impraticabili. Ce l'hanno l'acqua calda là? Ah, ok. Beh, meglio di quello d'Asiago. Ricordiamo che abbiamo fatto appena adesso mezz'ora di sassi per scendere, sassi che ricordavano molto il monte La Defensa di Cassino. Abbiamo fatto mezz'ora di sassi che ricordavano molto il monte La Defensa di Cassino. Che protegge se dai sassi che cascano, Da quelli da 8 tonnellate. Da quelli da 8 tonnellate, 9 già non regge più. Vediamo che... Prendono i legni, esatto. poi imbarzano. Sì, in testa a noi. Vabbè, se sopravviviamo tra un quarto d'ora, apposta sto dito, tra un quarto d'ora riprendo.